Aggredito e insultato da 4 cittadini stranieri che pochi minuti prima aveva immortalato in queste foto, che mostrano uno di loro intento a fare pipì all'interno dei giardini di Sant'Andrea in pieno centro a Treviso. Vittima un 28enne trevigiano che ieri pomeriggio stava passeggiando nella zona e di fronte a questa scena, come aveva già fatto in passato, ha estratto il cellulare e ha scattato alcune foto, con l'intento poi di farle avere a chi di dovere per denunciare l'ennesimo episodio all'interno dell'area verde. Ma stavolta la situazione è degenerata. Questa volta si sono accorti che facevo le foto, oppure non lo so, erano più alterati magari da quello che avevano bevuto prima, si sono arrabbiati e in 4 mi sono corsi dietro, mi hanno messo all'angolo dicendomi che dovevo assolutamente cancellare le foto che avevo fatto, che ci hanno cercato di prendere il telefono, mi hanno preso per il bavero, mi hanno preso a calci, mi hanno sputato addosso. A quel punto il giovane ha chiamato il 113, ma nonostante gli sia stato comunicato l'arrivo di una volante, i 4 hanno continuato nell'aggressione. Mi hanno detto: che cazzo chiami la polizia, bisogna metti giù il telefono. Ho pensato che a un certo punto mi iniziassero a bastonare, perché voglio dire, dopo avermi preso e spintonato, preso a calci, non ci voleva tanto, erano in 4. Ha avuto paura? Paura sì, perché ripeto, è la prima volta che mi succede. Se lei non avesse chiamato la polizia, magari sarebbe andata peggio. Sicuramente non ci vuole tanto a tirare fuori un coltello a queste persone, a darti una bella coltellata. Io da perdere c'ho molto, loro niente. Nel frattempo sul posto è arrivata la volante, ma i 4 sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Nel 28enne ora resta l'amarezza. È una situazione, voglio dire, che va avanti da anni, con qualsiasi amministrazione, lettere, io ho mandato lettere già altre volte, anche insomma altre persone che conosco hanno inviato lettere di proteste e tutto. L'unica cosa che si può fare a quanto pare è stare zitti. Oggi c'è la paura per quanto subito, ma anche il 28enne si dice pronto a denunciare altre situazioni simili nel caso si trovasse in futuro di fronte alla stessa scena. Io ci penserò su 2 volte, magari cercherò di non farmi vedere e le farò lo stesso, perché secondo me è importante continuare a documentare queste cose.